In questa regione abbiamo superato i 634 milioni di fatturato e abbiamo superato la soglia psicologica delle 2000 persone in azienda, con il 90% dei contratti a tempo indeterminato e con il 30% uomini e 70% donne. È continuato anche nel 2022 l'impegno per il territorio di Despar Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, consolidando ancora di più la propria presenza in Friuli Venezia Giulia. Valorizzare i prodotti e i produttori locali, sostenere le iniziative a sfondo sociale per essere sempre più parte attiva delle comunità in cui l'azienda si inserisce sono gli obiettivi che Despar persegue. Durante la conferenza stampa a Udine sono stati illustrati i dati che raccontano il bilancio dell'attività dell'azienda nel 2022. Ormai ogni anno durante la giornata internazionale della donna facciamo una raccolta fondi fatta in collaborazione con i nostri clienti e lo scorso anno l'associazione che abbiamo sostenuto è stata l'associazione Voce Donna di Pordenone, attraverso la quale abbiamo, con la raccolta di 84.000 euro, abbiamo dato a loro la possibilità di costruirsi un alloggio che possa tutelare le donne e i bambini che hanno subito violenza. Questo è un esempio, ma ogni anno scegliamo un'associazione diversa per cercare di dare supporto che abbiamo dato anche a delle famiglie scappate dall'Ucraina, piuttosto che supporto dato ad alcune case di riposo. Facciamo molte sponsorizzazioni, anche questo a supporto del territorio, perché sponsorizziamo poche grandi cose, l'Udinese Calcio, il basket Trieste, altre squadre di basket, facciamo tantissime piccole micro sponsorizzazioni che vanno appunto a dare un aiuto alle piccole comunità. Despar ha continuato a impegnarsi anche nella lotta allo spreco alimentare e, dato il momento di difficoltà per moltissime famiglie a causa dell'inflazione del periodo di crisi che stiamo vivendo, ha cercato di venire incontro alla popolazione con prodotti a prezzi agevolati. Ormai da oltre 15 anni, in collaborazione con il Banco Alimentare e con 75 onlus del territorio, noi evitiamo di distruggere i prodotti che non possiamo tenere in vendita perché hanno superato quello che al nostro interno chiamiamo il codice freschezza, ma sono prodotti assolutamente ancora commestibili e quindi vengono consegnate in tempo reale tramite queste onlus alle famiglie bisognose. Noi abbiamo una linea di prodotti a marchio veramente importante, sono circa 6.900 articoli, ma all'interno di questi articoli abbiamo creato una linea in collaborazione con la nostra casa madre, quindi con la Spar Austria e con i paesi esteri, una linea di prodotti che si chiama S-Budget. Sono 600 articoli che marchiati da Despar, quindi con la qualità e la garanzia della qualità, prodotti che hanno un prezzo veramente bassissimo per cercare di andare incontro alle famiglie che ne hanno assolutamente bisogno.